Dalla redazione Stampa ancora lesi domani. Siamo partiti per fare conoscenza con un artista che ne aveva descritto come un uomo particolare, un uomo che purtroppo dice poco di lui, e dice anche a tante monade, qualcuno aveva detto, però è eccezionale perché fa parte di una elite, qualcuno dice, artistica che lavora in tutto il mondo, sta in tanti stati del mondo, stati paesi delle nostre nazioni, e ha disegnato, impressionato tante te, imbrattato qualcuno dice, invece non c'è niente vero perché abbiamo scoperto che il vende a dei prezzi importanti. Plinio Vendegaro gli dice che sia nato, e se qua con noi altri si deve vedere che lui si deve lavorare come sempre, fa tanti sforzi perché per noi altri non è tanto normale, ma dice che sei una persona normale. Giorgina, purtroppo che ricorda, cosa che ricorda a Plinio la Giorgina? Cosa che ricorda la Giorgina? Ecco, Plinio Vendegaro è un tipo un po' particolare. Lui nasce a Brusegana, una località caratteristica della Padania, del Veneto non rompere tutto, Plinio, no, so appena arriva Benedetto, se rompe tutto se lo facciamo vedere la gente. E nasce il 29 di febbraio del 40 anno che naturalmente scoppia la guerra, perciò qualche riflesso che avevo anche le bombe che cascavano sul suo paesetto. Giorgina! Ascolta, Giorgina! Plinio non spese, e mi dica una roba, cosa cerchi la Giorgina adesso? Cosa vuoi tutti qua? No, appunto dico, fassami fare la domanda, chi sia questa Giorgina? Qua? Voglio vedere le sue opere. Top. E te qua sarebbe una delle sue opere. Ecco, è un fia cattivotto, il megalito che è un fia, ma mi non volevo mancare di rispetto. E quello si è triangolo? Triangolo? Io l'ho portato a casa ieri. E a Giorgina? No. A Rosina? No, io l'ho portato a casa ieri e a Sporta dei Saadi. Ah, buoni quei. E gli ha detto che mi si Giorgina che ne lanciava uno solo. Siete uniti? No, mi meglio che lanciava due. No. Come mai uno solo? Plinio Vendegaro è un artista molto particolare, è un po' impetuoso, è un artista, qualcuno lo definisce pop, qualcuno dosami. Non sei Giorgina? Sì, no, i cacciava è la Giorgina. Ti piace? Beh, insomma, non sei ancora finito però. No, vero? No, ti piace? Insomma, non occorre che te me lo regali, non lascia perdere. Allora, Plinio Vendegaro, essendo un tipo un po' particolare, gli dice che segue la pop art, insomma, non capisci. No, lascia perdere il muraro. Ma basta! Plinio, sta buono. Ecco, addio Giorgina. Parla male, ma c'è Giorgina. Ecco, la Giorgina è un altro tipo. Parla male, ma c'è Giorgina. Ascolta, non rompere il quadro, non sappiamo più skate, gli hai detto, non sappiamo più skate qua. Plinio, ma si è detto che opere di Plinio è una delle gallerie più importanti. Adesso, cosa ha fatto? Incoito adesso? Mamma mia. Allora, come che vi spiegavo, mi aveva detto che era un po' strano così l'uomo, però non pensavo che, ecco, cosa sia Giorgina qui? Sei le braghe di Giorgina?
Ha detto brutta mamma. Ah, come a mamma brutta? Ha detto brutta. Alla Rosina? A Rosina o Giorgina? Qua. Hai visto cosa che ti ha fatto? Ascolta, Hai visto cosa che ti ha fatto adesso? Plinio non vuole fare ste robe qua, dai, adesso non piange, tanto è Rosina che non frega niente di te. Ma se lei lo cacciava i sa, cosa fai? Ti dai tutti i piedi? Dopo ti metti a mamma magari. Ah, ascoltami, parlami di sta Giorgina. Vado a mangiare adesso. No, come mangiare? Adesso vado a mangiare. Ma tutti i matti, Adesso vado a mangiare. tutti i matti capita qua. Questa è la verità. Tutto mangiare? Allora, sì, ma no, mangiare con me? no, ma non il cartone, no. Tutto mangiare No, i salami non mi piace di Rosina, di Giorgina. Abbiamo incontrato un pittore particolare che, malgrado tutto, vende i quadri a prezzi proibitivi. Quadri che raccolgono gli sputi, non so, gli escrementi, ma gli sputi sono rovinati. Hanno fatto uva. Fatto uva? Bua. Ah, bua, no uva, bua. Ecco, ha fatto bua adesso, e pensando che chiaramente non vedo se poter continuare, perché tutto quello che devo fare mi fa non rivoltare stomaco. Insomma, la via che ho conosciuto un personaggio diverso da quello che pensai, impossibile, e siccome roba se Dio benedisse mai, mi davo appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao.